Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera cari amici radioascoltatori, buonasera da Massimo Leonardi, all'Avvocato risponde. Saluto e ringrazio la regista Talia che mi ha messo in contatto e mi ha supportato in questo collegamento. Oggi non sono con voi a Milano in studio, ma sono qua e avrò il piacere di stare con voi e spero che voi vi colleghiate in tanti e mi facciate compagnia, perché sono da solo e quindi la puntata di oggi necessita di un vostro contributo importante per farmi compagnia, per fare delle domande che, come dico io, potrebbero essere a volte domande banali e potreste magari avere il timore di fare delle domande banali, invece banali non sono, perché ogni domanda che voi fate è un contributo che diamo a tutti i telespettatori e i telescoltatori per capire e comprendere meglio certi aspetti che necessiteranno di chiarimenti. Vi lascio per questo motivo il numero per collegarvi in diretta con me, 0292947222, anche su WhatsApp 340 670 9659, dove potete scriverci e poi ovviamente seguirci in diretta sul canale streaming dell'Avvocato Risponde su Radio Libertà. A Radio Libertà ascoltaci, se voi andate su Google e scrivete a Radio Libertà ascoltaci, vedrete la mia faccia qui in diretta. Potete anche andare sui miei canali social, io ho il profilo Massimo Leonardi Real, potete andare là e lì facendo avrete il link per tutte le dirette dell'Avvocato Risponde. Siamo multimediali, siamo ovunque e quindi grazie alla radio possiamo connetterci in qualunque posto dove noi siamo. Quindi una breve introduzione su quello che ci aspetta oggi, sulla puntata di oggi, dove parlerò di importanti argomenti che sono uno sviluppo anche della scorsa puntata, perché la scorsa puntata abbiamo avuto grande seguito e tante persone che ci hanno contattato per farci domande e quindi desidero proseguire con gli argomenti che erano già stati trattati, o meglio parleremo del tema agenzia della riscossione. Intanto mi sono fatto qualche appunto. Agenzia della riscossione, agenzia delle entrate, come difendersi in questo momento da attacchi, tra virgolette, da diffide, richieste di pagamento dell'agenzia delle entrate, cartelle di pagamento dell'agenzia della riscossione, dell'INPS, dell'INAIL. Vi dirò di importanti novità sull'INPS e sull'INAIL, notizia di oggi. E poi su appunto la possibilità di farsi fare un'analisi contributiva. Passiamo al tema dell'INPS, dove sarà il secondo tema che affronteremo, la possibilità di farsi fare da professionisti un'analisi contributiva, perché spesso arrivano delle richieste di pagamento che sembrano non giustificate. Allora il fatto che sembrano non giustificate necessita di un'analisi contributiva da parte di un consulente del lavoro, errori di calcolo, errori di mancata iscrizione, ovvero di iscrizione non dovuta alla gestione commercianti, errori sull'erogazione delle pensioni, errore su cosa? Anche su qualcosa di grave, ovvero su mancati riconoscimento di invalidità. Ecco, tutti questi temi li affronteremo oggi, ok? Quindi non è facile, voglio dire, affrontare tutti questi temi con voi, però io cercherò di farlo. Allora, innanzitutto vorrei partire con l'Agenzia delle Entrate. Agenzia delle Entrate che grazie alla rottamazione Quinques darà l'ulteriore possibilità a tutti i contribuenti di rimettersi in bonis e di provvedere a sistemare la propria posizione contributiva, fiscale, di imposte non pagate, perché io dico sempre, quando una persona viene da me e mi dice avvocato ho tot debiti, ho tot cartelle, insomma bisogna un attimo capire l'analisi, no? La genesi di queste cartelle. Spesse volte scaturiscono da dei momenti di difficoltà di imprenditori che non riescono a far fronte a pagamenti. Poi c'è ovviamente il furbone, no? Il furbacchione, come dico io, che fa apposta a non pagare, si spossessa dei beni, fa misure elusive per appunto non pagare le imposte. Allora, queste persone chiaramente sono da
condannare, tra virgolette, ovvero non viene giustificato il comportamento, perché un contribuente deve essere sincero, fedele nei confronti anche dello Stato e non di certo introdurre così stratagemmi o espedienti per non pagare. Io sono dalla parte di chi non paga perché è in difficoltà. Vi posso assicurare che la maggior parte delle persone che non paga che è in difficoltà, perché evidentemente, vi ho detto, la situazione della nostra vita imprenditoriale può subire delle crisi, ciascuno di noi può avere delle crisi sul proprio lavoro e lo Stato non può abbandonarti, ti deve portare a poter entrare in bonus e pagare i propri debiti, non strozzandoti, non opprimendoti con cartelle. Ecco, questo è uno Stato giusto, uno Stato che io voglio per noi cittadini, uno Stato che permette anche alle persone in difficoltà in quel momento di avere una pubblica amministrazione che è dalla parte di ciascuno di noi. Ecco, queste cose credo che siano importantissime per garantire un paese migliore, anche dal punto di vista fiscale, perché la componente fiscale è una componente, a mio modo di vedere, importantissima nel nostro mondo di adesso. Tutti hanno problemi fiscali, tutti hanno tasse da pagare, tutti hanno contributi. Ci sono, come ho detto, nel corso di una vita tantissime vicende che possono interferire con problemi fiscali. Dichiarazione di successione, come abbiamo parlato con il notaio, è uno di quei temi in cui tutti dobbiamo ricadere prima o poi, perché chi di noi non subisce purtroppo una perdita? È naturale nella nostra vita e così facendo si imbatte con quelle che sono le pretese fiscali, che devono essere giuste, devono trovare un fondamento sulla nostra Costituzione. La pubblica amministrazione deve essere trasparente, deve garantire al cittadino l'imparzialità e la trasparenza. Questi sono i postulati di una pubblica amministrazione con la quale io vorrei avere a che fare, con tutti noi, anche le persone che ci ascoltano. Mi raccomando, chiamatemi, vi lascio il numero 0292947222. Vorrei avere tante telefonate oggi, fatemi questo regalo, sono contento, perché parlare con voi e confrontarmi con voi, perché non dovete avere timore di, come ho detto, di parlare chissà chi e chissà cosa. Io sono dalla parte vostra, quindi potete farmi qualsiasi domanda e considerazione che volete. Io cercherò di rispondere, così come è successo la scorsa volta insieme all'avvocato Collovati. Ci hanno chiamato 2 o 3 persone con dei interessantissimi spunti. Ecco, stavo dicendo, voglio tornare su una novità importantissima. Tanto sto vedendo dei capelli, sto perdendo capelli, vabbè, giusto. Sono molto attento alla mia capigliatura, a parte gli scherzi. Novità importante perché riguarda l'INPS e l'INAIL. Pensate che finalmente, lo dico con grande soddisfazione, ci sarà la possibilità darà la possibilità all'INPS e all'INAIL finalmente di pagare in forma rateale fino a 60 rate, cosa che è sempre stata non consentita. Come dico sempre io, INPS e Agenzia delle Entrate, sebbene sono due ovviamente enti pubblici sotto il cappello dello Stato, non si parlano l'uno con l'altra, quindi hanno dei regolamenti, delle prassi, si chiamano amministrative, e delle circolari che sono diverse l'una dall'altra. Quindi una si comporta in un modo, Agenzia delle Entrate, rottamazione, e INPS si comporta in un altro. E diversi sono i canali anche per chiedere le istanze di dilazione, complicando tutto, perché noi siamo un paese di complicazione, lo dico sempre. Bisogna semplificare, non è possibile che per fare una cosa che in un altro paese, io viaggio tanto per il mondo, viaggio stato in America, viaggio ovunque, e tutte le volte che vado voglio capire com'è il sistema in un altro paese, e tutte le volte che ritorno da noi mi rendo conto che il sistema italiano è uno dei più complessi da questo punto di vista. Non si può perdere tempo per registrare un verbale all'Agenzia delle Entrate, lo sto facendo io con una società che seguo. Stiamo perdendo 3, 4, 5 giorni per registrare una scrittura privata all'Agenzia delle Entrate. Vai là, marca da boll, dei F24. È possibile che anche in un luogo pubblico come un'amministrazione pubblica non si possa pagare con la carta di credito? Ma ditemi voi se in un paese evoluto come l'Italia non ci sia la possibilità a un contribuente di pagare l'F24 con la carta di credito. Uno va all'Agenzia delle Entrate e paga quello che deve pagare, deve andare in posta, poi deve andare in banca, e poi la quietanza non arriva, ci vuole la quietanza. Ma una cosa, signori, io ve lo dico perché io non sono classico avvocato e commercialista che è oratore, è professionale. Io faccio lavoro e metto le mani in pasta, come dico io, e mi rendo conto quotidianamente delle disfunzioni che ci sono in questo paese. Per questo che vi voglio dire queste cose, perché è troppo facile dire astrattamente.
bisogna dire le cose, tra virgolette, in modo sincero e schietto. Quindi per questo che voglio usare con voi un tono diretto, che Radio Libertà mi consente di usare. Ci sono troppi impedimenti burocratici, dobbiamo avere la sicurezza di avere un paese con semplificazione. Dobbiamo batterci per questo. Io mi batto per questo, perché gli imprenditori devono fare gli imprenditori e devono fare profitto, non devono perdere tempo a fare burocrazia, a pagare e a avere adempimenti uno dietro l'altro. Ma è possibile che per registrare una scrittura privata, un verbale, ci si debba andare all'agenzia? Ma ci sono gli strumenti online, dobbiamo informatizzare velocemente tutto, come ha fatto la giustizia da questo punto di vista bene, perché ha consentito il procedimento telematico adesso, no? Le cause si fanno, i depositi si fanno telematicamente, no? Non andiamo più in modo cartaceo. Ecco, tutte queste cose devono trovare riscontro anche all'INPS, all'Agenzia delle Entrate, non si può più perdere ore e ore di tempo in fila e non avere neanche una risposta, poi ci vuole quello, mille cavilli. Ma immaginate le persone anziane, come fa una persona anziana? Paga un avvocato per andare a fare queste pratiche, è inaccettabile. Prende 1200 euro di pensione se va bene e spende 300 euro di avvocato. Ma dobbiamo metterci nei panni di queste. Il legislatore, quando fa le norme, deve mettersi nei panni della gente che non ha il titolo di studio, che vuole mettersi a posto con le proprie cose, non riesce perché è immersa dalla burocrazia statale. Ecco, questo è quello che io mi chiedo. Bisogna semplificare, semplificare, rendere le cose semplici e usare appunto una semplificazione fiscale da questo punto di vista, ok? Quindi io voglio dire, questo che io mi riprometto di dire e di fare con il mio lavoro è sempre questo, cercare anche un'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate, perché, ma perché non semplificate questa cosa? Perché non fate questo? Perché anche i nostri ordini professionali, quelli di commercialisti, quelli di avvocati, devono battersi di più per avere un paese più snello da questo punto di vista. In America con uno schiocco di dita fai tutto. L'Agenzia delle Entrate c'ha un sito internet dove lì puoi fare tutte le pratiche online, non è più possibile andare lì fisicamente, uno perde 3 ore, 4 ore della sua vita e non risolve il problema. Tornando a noi e passando ancora alla rottamazione quinques, come vi ho detto, è fatta, la rottamazione ci sarà, stiamo aspettando le circolari. Ho tantissime pratiche di tantissimi clienti che mi stanno chiamando e dicendo: avvocato, cosa facciamo? Aspettiamo la rottamazione quinques oppure sistemiamo adesso le cose? E io dico sempre, dobbiamo sistemarle, perché innanzitutto analizzare il debito, perché il debito va analizzato. Ci può essere un debito di migliaia e migliaia di euro che necessita un'attenzione maggiore rispetto magari a un debito un pochettino più esiguo. Se un debito è alto, occorre agire repentinamente, perché c'è il rischio che poi facciano pignoramenti, facciano azioni legali, ci blocchino i conti correnti e quindi dobbiamo fare, anche senza avere la certezza che c'è la rottamazione quinquos, fare la rottamazione con il debito attuale. Molto semplice, si può fare lo stesso. Ricordiamoci che l'Agenzia delle Entrate concede sempre dilazioni di pagamento ai contribuenti, quindi con questa dilazione di pagamento si sistemano le cartelle pregresse. E poi, se arriva la rottamazione, si entra subito in gioco con la rottamazione, quindi non viene perso nulla, perché la rottamazione, qualsiasi strumento legislativo, c'è una norma che prevede che ovviamente non può essere applicato uno strumento peggiorativo a quello che è una situazione pregressa. Quindi se la cartella esattoriale prevederà degli strumenti agevolativi, saranno applicati in modo anteriore in qualche maniera, perché chi ha fatto la rottamazione prima rientrerà, scusate, automaticamente nella gestione di questa cosa, no? Quindi direi che di sì in questa fase dobbiamo anticipare quella che potrebbe essere la rottamazione, perché non si sa esattamente quando entrerà in vigore. Probabilmente sarà nel nuovo anno, quindi sono già un mese e mezzo che si rischia, perché se hai migliaia di euro di debiti c'è il rischio che ti arrivi un pignoramento, ti facciano un pignoramento in banca, un pignoramento presso terzi, che è ancora peggio, ne va della credibilità, dell'onorabilità e soprattutto in banca bloccano i conti correnti. Quindi se bloccano i conti correnti siamo messi già male da questo punto di vista. Quindi, ecco. Quindi, allora, quello che voglio dire è
valutare caso per caso e soprattutto non stare fermi, cioè agire con consulenti, attraverso analisi, attraverso professionisti, attraverso avvocati, attraverso commercialisti. Sistemate la propria posizione contributiva fiscale, perché così facendo vi sarà la possibilità tra virgolette, di sistemare le cose. Quindi questo è quello che vi voglio dire adesso. Ecco, scusate, perché tanto sono multitasking in questo momento, essendo da solo, c'ho anche il lavoro e quindi non è così semplice. Quindi, allora, quello che voglio dire è, prima cosa, debiti, fateli analizzare, non buttate nel cassetto tutto, perché tantissime volte viene da me una persona e dice, avvocato, ma io avevo da fare tante cose, sì, ma non è che il fisco sta fermo, cioè se tu non paghi, non è che ti aspetta, devi agire. E agire come? E sentire un professionista, perché non possiamo ovviamente sapere tutto, no? Cioè dobbiamo avere l'umiltà di chiedere aiuto a qualcuno che ci dà una mano, un professionista, un commercialista che vi fa un'analisi contributiva, fiscale, vi suggerisce come fare, imprenditori che a volte insomma, vengono da me, insomma, che non hanno ben chiare le idee, che hanno SRL, insomma, dovete farli aiutare, non potete fare fai da te, no? Il fai da te non va bene, cioè dovete essere voi che tra virgolette vi fate aiutare e chiedete aiuto. Ecco, ciò detto, voglio dire, quello che sono gli strumenti dell'Agenzia delle Entrate sono molteplici, cioè l'Agenzia delle Entrate dà molteplici strumenti al contribuente per mettersi in pari. Sicuramente dà la possibilità di fare la dilazione di pagamento fino a 72, 102 rate, scusate, 120 rate, sono tanti anni, no? Con rate di qualche centinaia di euro e la possibilità di pagare a tutti. Però sicuramente star fermi non va bene. Dovete agire e fare, perché sennò non avete la possibilità di sistemare le vostre cose. Avete il conto corrente bloccato, poi il conto viene segnalato e siete impossibilitati a fare business. Perché se un imprenditore ha il conto corrente bloccato dall'azienda è fermo, ha le mani legate, non può fare nulla. Non credo che sia opportuno. Rilascio il numero di telefono 029294 7222 per chiamarmi in diretta e parlare con me, WhatsApp per i messaggi 340 670 9659 e ascoltateci in diretta su Radio Libertà, dove ci sono io in questo momento collegato. Ecco, vi dicevo, quindi questi sono i passaggi fondamentali che vi volevo dire, no? Cioè, voglio dire, volevo condividere con voi appunto e fare un passaggio di quelli che sono gli strumenti a disposizione e ve li ho detti. Lato INPS, come districarsi e come impugnare un avviso di addebito. Allora, dovete sapere che l'Agenzia delle Entrate, quando manda un atto di contestazione, il primo atto che manda si chiama avviso bonario. Avviso bonario, l'Agenzia delle Entrate applica sanzioni del 10% ed è una prima raccomandata, una prima lettera che vi dice: sulla base dei controlli che abbiamo fatto, abbiamo riscontrato che lei non ha versato l'IVA per euro 10, ti applica il 10% di sanzione e gli interessi e ti dice pagami entro 90 giorni, se no dilaziona il pagamento, si può dilazionare a rate trimestrali. Attenzione, se non fate nulla in quell'avviso bonario, che si chiama avviso bonario, la sanzione dal 10 passa al 30%, perché passa a cartella esattoriale, cioè l'Agenzia delle Entrate, dato che voi non pagate, trasmette questo atto all'Agenzia della Riscossione, che un tempo si chiamava Equitalia e che adesso è inglobato nell'Agenzia delle Entrate, e quindi permette al contribuente di pagare, tra virgolette, anche in ritardo, la sanzione, però col 30%, capite che sono 20% di scarto. Quindi l'ideale è sempre quella di, innanzitutto, prima di pagare, controllare se sia giusto, perché tante volte anche l'Agenzia delle Entrate sbaglia. Quindi non andate immediatamente, riversatevi e pagate. Fatela vedere da un consulente, magari il commercialista che vi aveva fatto il calcolo delle imposte, le dichiarazioni, se si tratta di tra virgolette, di quello, e poi automaticamente fare o pagare immediatamente tutto insieme, o se no, tra virgolette, far fare un piano rateale, rateizzare in rate trimestrali. Queste sono le soluzioni da fare. Non aspettate che arrivi la cartella esattoriale,
perché poi la cartella esattoriale, come vi ho detto, sicuramente c'è una dilazione maggiore, quindi alcuni dicono sì, avvocato, aspetto perché tanto pago con più rate. Sì, ho capito, ma intanto paghi il 20% di più di tasse, di sanzioni, che non ha un grande senso, secondo me. È meglio fare primo step. Se l'imposta è dovuta, si paga subito, si fa una dilazione subito. Quindi non ha di certo aspettare una cartella esattoriale. Invece l'INPS ragiona in modo diverso perché l'INPS innanzitutto non manda avvisi bonari, ma manda avvisi di addebito e portano già una sanzione più alta rispetto all'INPS, rispetto all'Agenzia delle Entrate. Quindi può andare subito anche al 30%, quindi anche lì purtroppo c'è uno strumento secondo me iniquo, perché anche l'INPS dovrebbe, secondo me, attuare uno strumento deflattivo, comunque uno strumento premiale per chi paga subito, non applicare sanzioni così alte al 30%, perché sono delle bastonate. Ma vi devo anche dire questo, l'INPS rispetto all'Agenzia delle Entrate è meno precisa, quindi c'è la possibilità che, tra virgolette, ci siano degli errori. Mi è capitato spesso di vedere che controllando, tra virgolette, i conteggi ci siano delle piccole falle, no, sui conteggi stessi. Quindi automaticamente bisogna, a maggior ragione, far rivedere tutto perché c'è la possibilità che siano sbagliati. Come far rivedere tutto? Attraverso, come ho detto, l'aiuto di consulenti, perché comunque alla fine cioè, difficilmente un contribuente ha la competenza così fiscale, no, sulle cose, è difficile. Quindi, ripeto, basta poco, basta andare a un consiglio di fiducia, il commercialista che vi ha corrisposto e vi ha pagato le tasse e fate vedere da lui preliminarmente, no? Eh, quindi ci sono questi strumenti. Allora, rilascio ancora il numero di telefono per l'ennesima volta, 0292947222, poi avremo il break fra qualche minuto, ma adesso vado ancora avanti finché la regista non mi dà segno della pubblicità, che di solito è fra alle 5:30. Quindi dicevo, un'altra importante novità è sull'età pensionabile, perché l'età pensionabile, ahimè, è stata spostata ancora rispetto a prima. Quindi ci sarà un'età pensionabile che andrà sempre ai 67 anni, ok, però è un pochettino più in là rispetto a prima. Ehm, quindi è stata spostata ovviamente perché, come ho detto, rispetto a prima l'INPS è in difficoltà, cerca in qualche maniera di recuperare, di recuperare il controllo. Ecco, mi arriva un messaggio, mi arriva un messaggio dalla parte della regista che mi ha scritto adesso, probabilmente è arrivato un WhatsApp da parte di qualche ascoltatore, e mi chiedono i contributi INPS non versati rientrano nella quinquest? Bella domanda, bella domanda. Secondo me non dovrebbero rientrare purtroppo. E qua però è un passaggio molto delicato da fare, perché come vi ho detto, Agenzia di Entrate INPS non si parla. Bisogna vedere se la prima contestazione dell'INPS che vi è stata fatta è appunto arrivata con un avviso di addebito INPS. Se l'avviso di addebito era, come vi ho detto, riportava sanzioni del 30%, quell'avviso è già esecutivo e potrebbe non scaturire in una cartella esattoriale, cioè l'INPS potrebbe agire autonomamente al recupero delle imposte, capite? E quindi soprassedere a quella che è la notifica della cartella. Bisognerà vedere poi molto bene la rottamazione, se includerà anche quello. Vi ricordate nella prima rottamazione sembrava che non fossero incluse le multe e poi alla fine erano state incluse. Sto parlando delle multe con le macchine, no? Per violazione del codice della strada. C'è stata una grande polemica se si pensava che e poi alla fine le avevano messe. Quindi bisognerà vedere il testo. Temo di no, ma spero che ci sia una finestra anche su quello, perché tantissime persone hanno debiti sull'INPS e quindi speriamo, perché vi dico la coperta se no è corta, c'è il rischio che la gente non riesca veramente a pagare le tasse. E questo è terribile, perché uno Stato che non permette a un contribuente, come vi ho detto, di in qualche maniera regolarizzare quella che è tra virgolette, una posizione di crisi è brutto. Io ho tantissimi clienti che
hanno aziende, non riescono a lavorare, c'è il conto bloccato, sono disperati. Tu con loro non puoi parlare perché non rispondono, e quindi automaticamente, ripeto, non c'è la possibilità di un'interlocuzione trasparente. Ecco, mi invito sempre appunto anche ai funzionari di avere insomma un minimo di sensibilità quando magari un imprenditore chiama, insomma cercare di trovare una soluzione, perché avere i conti bloccati dalla propria azienda, cercare di mettere a posto e non poterlo fare, credo che sia brutto. Vediamo se ci sono altre domande. In questo momento non ci sono, quindi io proseguo e intanto ho fatto anche una verifica per l'età pensionabile, perché volevo capire esattamente adesso l'età pensionabile a quanto si ammonta, perché ho una pensione. Grazie. Volevo intanto che vi parlo fare ecco, 67 anni di età, vabbè, i 20 anni di contribuzione, ma adesso è stata spostata a qualche mese in più. Volevo controllare esattamente, ma internet non mi aiuta perché ho internet che non mi funziona benissimo, quindi non riesco a dirvi in diretta a quanti mesi di 67 anni si può richiedere salvi i 20 anni contributivi, quindi ma ve lo dirò presto, magari nella pubblicità faccio un approfondimento in questo e ve lo dico meglio. Ciò detto, comunque, anche sull'età pensionabile, tra virgolette, è importante sapere che spesse volte, 30 secondi e poi c'è la pausa, mi dice Natalia, esatto, 30 secondi e li conto da adesso. Quindi dicevo, nella seconda parte parleremo ancora di questo, ma parleremo anche di cosa? Parleremo anche di incidenti, di sinistri stradali. Vorrei parlarvi di fare una scaletta di best practice da utilizzare in caso di sinistro, e gli incidenti che ci sono stati in questi giorni, in questi mesi, se avete sentito, sono innumerevoli. Quindi piccolo stacchetto e poi torniamo. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Massimo, a te la linea. Ecco Natalia, ecco. Tanto stavo ricercando, grazie della linea, stavo facendo un po' di ricerche anch'io su le domande, ma soprattutto siamo in un momento a fine anno di frenesia legislativa, mi piace chiamarla così, no? Adesso stavo guardando, c'è di tutto e di più ancora, no? Sulla rottamazione quinquest, no? Se voi banalmente schiacciate su Google, compare qualsiasi tipo di notizia possibile e immaginabile. Addirittura adesso qua stavo guardando che ci sarà la possibilità di abbassare anche gli interessi, no? Quindi è chiaro che cambierà tutto, no? Da questo punto di vista, cambierà anche una maggiore agevolazione appunto a richiedere la trattazione. L'interesse è previsto al 4, potrebbe essere portato al 2, quindi un altro aspetto fondamentale. Vedete come, nonostante sia di fatto in cantiere questa benedetta rottamazione, c'è ancora un perimetro nel quale può essere che cambierà, no? Quindi, per esempio, ci saranno modifiche anche sul decadimento. Allo stato attuale la rottamazione 4, per esempio, decade con un ritardo nel pagamento di una rata superiore ai 5 giorni, mentre con la rottamazione quinquest probabilmente è previsto in caso di pagamento di 2 rate consecutive. Quindi, insomma, ci sarà la possibilità di avere una maggiore elasticità probabilmente nella entrare in questa rottamazione, soprattutto nel rimanerci, perché come ho detto, una rata purtroppo con le condizioni che ci sono si può anche non pagare, avere difficoltà anche in quella rata. Non è che automaticamente se non paghi una rata ti sbattono fuori. Prima era così. Intanto vi do la rettifica di prima sull'età pensionabile, aumenta di 3 mesi l'età pensionabile, quindi scatterà l'aumento pensionabile di 3 mesi rispetto a prima. Quindi la riforma prevede che per le generalità di lavoro, ovvero quelli requisiti appena citati, dal 2027 l'età di pensionamento salga di 1 mese e nel 2028 di ulteriori 2. Quindi questo non è immediato, ma è, diciamo, progressiva questo aumento. Perché è progressiva? E come vi ho detto già la scorsa volta, evidentemente la coperta è corta, cioè se le nascite sono poche, le pensioni, l'età pensionabile, le persone in età pensionabile aumentano perché l'Italia è un paese vecchio, capite bene che le risorse INPS sono in difficoltà. È per questo che c'è questa proroga dell'età pensionabile, perché facendo così l'INPS permette di avere un gettito superiore per pagare le attuali pensioni di adesso. Quindi questo è quello che sta succedendo, no? Quindi questo è il meccanismo per il quale l'INPS sta procedendo con questi piccoli differimenti dell'età pensionabile, perché alla fine, ripeto, purtroppo la coperta è corta. Quindi speriamo che ci siano anche chiarimenti ancora sulla rottamazione, perché ho tantissime persone che mi domandano quotidianamente. Notizia di qualche minuto fa è che mi è stato riferito che per esempio un mio collega gli hanno pignorato ancora conti correnti e quant'altro, perché se uno non ha i soldi non ha i soldi, non è che può, tra virgolette, mettersi a inventarsi chissà cosa. Se non c'è la possibilità di pagare anche in modo laterale, ecco, rottamazione quinquest, 54 rate in 9 anni, ma non per tutti, vedete. Tanto io sto facendo un po' di rassegna stampa con voi, no? Sto prendendo un po' di articoli per vedere, leggere insieme a voi cosa dice il web, ma il web poi finché il Parlamento non si esprime, la legge non passa, promette un'opportunità sanatoria estesa con eliminazione di sanzioni e interessi e domani dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2026, questo è il termine che dovrebbe essere concesso. Il pagamento potrà avvenire in un massimo di 54 rate bimestrali, spalmate su ben 9 anni. Questi sono quello che io vedo, no? Sulle ultime proposizioni normative. Ci sono le rate minime, ci sono ecco, addirittura una singola rata non meno di 100 euro la prima, e poi c'è la possibilità per beneficiare delle 54 rate in 9 anni, il debito oggetto di sanatoria dovrà essere pari o superiore a 5.400 euro. Quindi per debiti superiori ai 5.400 euro c'è la possibilità di fare una rottamazione in 54 rate, ovvero in 9 anni. Quindi i contribuenti con debiti inferiori non potranno godere di questo beneficio dei 9 anni, però insomma, è un importo che potrebbe essere gestito uguale.
esclusi la sanatoria è destinata a chi ha presentato la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a versare le imposte, quindi ne restano esclusi gli evasori, cioè, ovvero, vi spiego meglio, non potrà di certo aderire alla rottamazione quinques chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi e soprattutto chi è un evasore totale. E ha un senso questo, come ho detto, deve essere data la possibilità a chi è in difficoltà, ma che ha dichiarato i redditi, non di certo che non li ha dichiarati. Decaduti da dilazione post 2022, vige l'esclusione, ecco, per coloro che sono decaduti da dilazioni ordinarie concesse dopo il 16 luglio e che non hanno ancora saldato tutte le dilazioni. Questi contribuenti non potranno accedere alla quinques. Ecco, questo è il primo vincolo importante, quindi no alla rottamazione quinques, lo ripeto, sempre che la norma venga confermata, per quelli che erano già inclusi nella rottamazione 2000 post 2022 e che non hanno pagato. Devono prima sistemare quei debiti vecchi e poi fare rottamazione quinques. Però siamo ancora in attesa della definitiva testo di legge della manovra. Finché non c'è quella, sicuramente non possiamo dare per certo. Sono tutte notizie che io sto leggendo in questo momento, le avevo già lette, ma poi ogni sito dice la sua. Adesso sono per esempio su altre banche dati, posso anche dirlo su ADN Kronos, di fatto che conferma quello che vi ho appena detto sulla scadenza. Scusate che mi è partita la pubblicità. Ecco, e quindi di fatto ci sono quelle scadenze che vi ho appena detto. C'è il 2026 come periodo, il primo, no? Per beccare tra virgolette, il primo termine appunto opportuno per fare questa rottamazione. Quindi non parla di INPS, vedete, non parla di INPS, non parla di INPS, eppure l'INPS, sia perché io insieme alla collega siamo specializzati in diritto previdenziale, quindi sappiamo che l'INPS tra i debiti fiscali dei contribuenti rappresenta, soprattutto per chi ha fatto impresa, non di certo per un dipendente, perché i dipendenti sapete bene che c'è il principio secondo il quale le tasse le paga il sostituto di imposta, no? Questa è la caratteristica, cioè il dipendente non si paga l'imposta da solo, c'è il sostituto di imposta attraverso il cedolino che trattiene, quindi di fatto è difficile che un dipendente abbia, se non esercita anche fa l'imprenditore dei debiti INPS, sarà difficile. Però immaginiamo un imprenditore, immaginiamo il classico agente di commercio o chi ha un SRL amministratore socio, classica gestione separata, doppia contribuzione, gestione separata parasubordinati se ha l'emolumento da amministratore, che più ne ha più ne metta. Abbiamo fatto tantissime cause su quello, a doppia contribuzione, lecita o non è lecita? È lecita in pochissimi casi, in tantissimi casi non è lecita. Quindi tutte queste cose che necessitano di chiarimenti e necessitano di professionisti che vi spiegano, perché da noi a volte vengono che ci sono dire che hanno idee confuse e dir poco. Cioè l'automazione, sì, l'INPS ha ragione in modo a sé stante, la normativa INPS è complicatissima, la doppia contribuzione, gestione commercianti, parasubordinati, quando è possibile, come costituire un SRL anche, troppe volte si agisce su superficialità, attenzione a essere socio unico, amministratore unico, senza dipendenti, perché arriva sulla spada di Damocle l'INPS con la doppia contribuzione, gestione commercianti, parasubordinati, far pianificare molto bene la costituzione di un SRL prima che la fate, andate da un commercialista, da un avvocato, va pianificato, non fate il socio unico e l'amministratore unico, mettete come socio una società, magari potete mettere un trust, una fiduciaria, scusate, mi scappava il termine, una fiduciaria al posto del socio unico, così togliete il problema del socio lavoratore. Cioè, tutte queste cose valgono e devono essere studiate, non potete agire così senza consulenti e senza. Poi dopo non si può più cambiare, dopo un SRL, una volta che la fate, sì, si può cambiare, ma dovete andare dal notaio, spendere altri soldini. Ora che li spendetene qualcosina in più e pianificate la costruzione di un SRL. Noi ne abbiamo fatte tantissime nella mia esperienza professionale, ho aiutato tantissimi imprenditori a cercare di scegliere la strada migliore per la propria azienda, per non cercare, non trovarsi dopo 4 mesi a tornare ancora dal notaio per sistemare quello che è stato fatto prima, capite? Quindi dovete cercare tra virgolette, di pianificare bene le cose, e chiedere a consulenti che vi diano una mano,
a commercialisti, fiscalisti, pianificare quella che è la gestione fiscale, gestione societaria, la compagine societaria, eventualmente i patti parasociali, le delibere, insomma tutti questi passaggi che dal mio punto di vista sono fondamentali, ok? Quindi vediamo di riuscire a impostare gli ultimi 20 minuti della trasmissione, sempre che qualche buonanima non si decida a chiamare e farmi qualche domandina, dove io sarò ben contento di rispondere, perché sono qua da solo e quindi, insomma, dai, amici miei, cioè, non è così semplice parlare per un'ora da soli, anche se io non ho problemi a parlare. Quindi ho una buona parlantina, grazie a Dio, perché un avvocato credo che debba per forza averla, ma non sempre è così, non sempre è così. Io, diciamo, non sono timido, ma delle volte sono riservato, ma non mi manca certo la parlantina. Stavo dicendo, volevo parlare adesso perché mi è capitato recentemente di un amico, purtroppo, che è stato vittima di un investimento, l'hanno investito in bicicletta, anzi se mi sta ascoltando lo saluto, ciao Giuseppe. Mi ha chiamato, è un ciclista come me, io sono un ciclista, sono un grande sportivo, vado spesso in bici e so e conosco la pericolosità che le nostre strade hanno, perché il ciclista viene visto come un ostacolo, no? Ostacolo in negativo. Io mi prendo strombazzamenti, mi prendo insulti, cioè di tutto e di più. Quindi purtroppo a volte gli automobilisti sono un pochettino poco disciplinati, quindi non è che ci rispettano tanto. Devo anche essere onesto, però, che tanti ciclisti non sono rispettosi di chi va in macchina, perché stanno in due o in tre in corsia insieme, appaiati, no. Bisogna andare per bene. Io quando vado esco o con una persona o da solo in bicicletta, perché mi alleno, stare vicino alla battistrada, non certo spostarsi. Delle volte sei costretto a spostarti perché ci sono delle strade che sono impercorribili. Però, insomma, agire secondo coscienza, no? Cioè non è che ti metti a fare lo spregiudicato. Però detto questo, purtroppo gli automobilisti di certo non sono rispettosi. Scusate che mi è partita ancora una volta la pubblicità, perché io spesso magari sto vedendo dei siti internet per darvi delle notizie in diretta e mi è partito il banner pubblicitario. Quindi, ecco, stavo dicendo, quindi ci sono degli automobilisti indisciplinati. L'altro giorno mi chiama questa persona, è stata investita, grazie a Dio non si è fatto tanto male, anche se è andato a pronto soccorso, 10 giorni di prone, scorreazioni, botte, lussazioni, ma pare nulla di rotto. Allora cosa fare? Innanzitutto mi ha chiamato, lui mi conosce, sa che faccio avvocato, quindi mi ha chiamato immediatamente e ha detto: Massimo, mi hanno investito, riusciva a parlare, grazie a Dio. Gli ho detto, chiama subito il 113, fai uscire la volante, la polizia, e fai fare il verbale, la polizia municipale, fai redigere il verbale. Questo è il primo elemento fondamentale. Cioè no telefoni che ti vogliono lasciare se non hai niente, no. Chiamare subito pronto soccorso se sei in grado di farlo tu, se no qualcuno lo farà per te. Uscirà la polizia municipale, la polizia e i carabinieri e redigeranno il verbale. Quello sarà fondamentale per una prima dinamica dell'accaduto e soprattutto per recuperare i dati delle altre persone, della controparte, perché spesso purtroppo non si possono recuperare. Sto parlando della targa dell'autoveicolo, eventualmente dei testimoni, dell'accaduto, dei dati anagrafici del guidatore. Ecco, tutti questi elementi poi vengono forniti all'avvocato, che dovrà far partire la famosa diffida, no? La diffida circa l'incidente accaduto, perché ricordiamoci che il responsabile è chi guidava la macchina, spesso è il proprietario, ma non sempre il proprietario. Il corresponsabile potrebbe essere anche il proprietario se non era il guidatore. Poi tu farai la diffida, la farai ai proprietari e alla compagnia assicurativa, che tu nel frattempo sia riuscito a sapere la compagnia assicurativa. Nel frattempo comincia tutto l'iter di guarigione, devi assistere il cliente affinché si faccia vedere danneggi da specialisti, se c'è qualche rottura, cure, fino ad arrivare al decorso della malattia, al decorso della guarigione. Allora, le cose da guarigione spesso ci saranno dei postumi, no? A seguito della guarigione ci sarà una guarigione con postumo classico da infortunio. Postumo classico da infortunio che viene poi diagnosticato dal medico curante, dall'ortopedico, per poi mandare il paziente da chi? Da un medico legale, che è quello che spesso sceglie il legale e che determina il famoso danno biologico, no? Da punti di invalidità, no? Che ciascuno di noi diciamo, ha nel momento dell'infortunio.
Questi sono i passaggi fondamentali da non mancare. Se mancate questi passaggi e se non li fate correttamente, ne va della pratica, ne va del risarcimento, ok? Quindi, tra virgolette, dovete essere bravi primo, a chiedere aiuto ad avvocati che vi aiutano, ok? E vi assistono in questa fase. Non fate da soli, perché poi rischiate di non prendere un euro. Sapete quante persone sono arrivate da me? Una persona, mi ricordo, un'amica anche in questo caso, un incidente in scooter, l'hanno tamponata, aveva fatto una prima offerta alla compagnia assicurativa, mi sembra di 3 o 4 mila euro. Gli ho fatto prendere il doppio, più del doppio, per farvi capire, no? Più del doppio non è poco, no? Rispetto alla prima offerta, perché evidentemente se le compagnie assicurative sanno che non avete l'avvocato, sanno che fate da soli, vi danno un pugno in un occhio, no? È normale, perché le assicurazioni guardano a quello, guardano al profitto, non di certo guardano alla vostra salute. Mi spiace, quindi dovete essere scaltri e bravi nel farvi assistere, nel fare di certo fare l'elemosina, tra virgolette, per non pagare professionisti, per poi avere una ripercussione pesante su quella che è il risarcimento danno vostro. Quindi dovete essere bravi su quello, insomma, ho capito? Ecco, ok, questo è quello che vi volevo dire. Quindi attenzione ai sinistri, attenzione alle cadute, anche in città, sulle buche, spesse volte camminando, insomma, essere pronti a avere il cellulare e documentare tutto, per poi provare a fare un'azione di risarcimento, provare a recuperare un po' di soldini. Quindi questo è importante. Se almeno si è subito un danno, io dico sempre, l'aspetto finanziario non toglie completamente la sofferenza che si è avuto, ma la allevia. Se uno ha avuto un danno, un braccio rotto, una gamba rotta, sicuramente i quattrini di risarcimento non soddisfano completamente il disagio subito, ma lo alleviano. Se poi alla fine un incidente in bicicletta ti porti a casa 10-15 mila euro, ti si è rotto un braccio, dici vabbè, a meglio non romperselo, però almeno ho incamerato 10.000 euro, ho avuto un risarcimento giusto per il danno subito. Questo credo che deve fare una persona, e l'avvocato deve assistere su quello, deve avere la contezza di assistere una persona che ha e deve risarcire il giusto danno subito. Io questo mi prefiggo quando incomincio una pratica. Bisogna ripristinare il senso di legalità, cercare. Poi ovviamente non si può, tra virgolette, fare voli pindarici e chiedere l'impossibile, però si tenta, scusate, non ci si tenta, si tenta di, tra virgolette, di appunto ripristinare quelli che sono, diciamo così, i nostri diritti che sono stati lesi. Ecco, questo è quello che mi viene da dire. Intanto sto controllando ancora una volta se c'è qualcosa. Scusate che intanto controllo al volo una cosa sulla rottamazione. Ecco, stavo dicendo, intanto rilascio ancora il numero di telefono, scusate, purtroppo la frenesia di queste ore non è poca. 02 9294 7222, perché io non è che faccio solo lo speaker, c'ho anche, anzi, 2 o 3 lavori, perché io sono commercialista, avvocato, sono revisore legale dei conti e poi anche sono cultore della materia all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Tutto questo insieme, quindi non è così semplice. Questi mi abbandonano alle mie puntate alla radio, ma io resisto, non demordo, vado avanti fino alla fine della puntata con voi. Quindi vi lascio ancora il numero 029294 7222, se qualcuno volesse chiamarmi per un'ultima domanda, chiamatemi, fatemi domande, ok? Ecco, stavo dicendo sui sinistri, come fare per avere, oltre a, come vi ho detto, innescare un giusto procedimento di risarcimento, come fare per accelerare i termini di rimborso? Allora, dovete sapere che le assicurazioni, quando assistono una persona, mi capita un sinistro di questo tipo, stimo sulla mia statistica personale di pratiche, fidatevi che ne ho fatte tante, un tempo medio di chiusura della pratica, salvo ovviamente guarigione, se uno ha avuto un incidente gravissimo, ovviamente questo cambia quello che vi sto dicendo, però immaginiamo di una rottura di un braccio, dall'incidente alla rottura, al decorso della malattia, alla guarigione e alla chiusura della pratica, passano di solito 6, 8, 9 mesi, 10. Ecco, questo è il tempo medio, che si può accorciare se l'infortunio è più corto e si può allungare se l'infortunio è ancora più lungo. Però
tutto questo avviene se dietro avete un consulente che sollecita, che fa le cose per bene, che manda velocemente, che tutela in pieno i vostri diritti, anche la speditezza della pratica, perché bisogna anche avere i soldi velocemente, come dico io, e le pratiche vanno gestite così, con perentorietà, facendo diffide, trasmettendo i documenti velocemente. Ok, quindi cioè, cioè, voglio dire, tutto questo viene fatto in questo modo, no? Quindi cioè, bisogna essere veloci e repentini, ok? Quindi adesso io con i colleghi sempre mi riprometto di fare questo, no? Perché il cliente che tu assisti ha bisogno di sapere che tu ci sei, che tu sei pronto a tutto per difenderlo, per ottenere un giusto risarcimento e soprattutto un risarcimento veloce, perché la velocità è un'altra cosa importantissima. Quindi cioè non basta fare le cose, ma bisogna farle velocemente, ok? Bisogna farle velocemente, quindi cioè, un buon avvocato è un buon avvocato anche in questo, non solo se è bravo tecnicamente, ma se è anche veloce. Quindi trovate una figura che sia consona alle vostre aspettative. Non basta a volte ottenere giustizia, bisogna ottenerla anche in modo rapido, cercare di essere il più rapidi possibile, perché anche il tempo è denaro. Se io recupero e faccio una pratica prima, io sono più contento perché posso fare un'altra pratica e guadagnare su altre cose. E la persona che assisto è doppiamente più contenta perché lei ha la soddisfazione di aver ottenuto un risarcimento. Quindi questo è quello che mi viene da dire, no? Quindi è importante che appunto ci sia questa tra virgolette, cura verso la pratica, passione verso le cose, perché queste sono quelle che fanno la differenza. Io quando sento le persone che assisto, dico, avvocato, grazie, grazie, che non mi molla, non mi lascia, sono le soddisfazioni più grandi, perché vuol dire che tu hai fatto bene il tuo lavoro, non solo come professionista, ma anche umanamente. Un professionista, secondo me, è un buon professionista, se non è solo bravo tecnicamente, io lo dico sempre, con questo non voglio dire solo l'avvocato, ma in tutte le professioni, medico, architetto, qualsiasi professione, scusate, deve trovare la sua diciamo, eccellenza anche credo oltre che nella bravura tecnica, anche nella umanità, nella voglia, nella passione che ci si mette nel lavoro, che è palpabile, perché tu lo vedi un medico quando ti fai assisti, fai visitare, la passione con cui ti spiega, la passione con cui ti assiste, e questo il cliente lo percepisce, ok? Quindi lo percepisce immediatamente da quando tu lo assisti. Intanto mi sto facendo un appunto perché mi vengono in mente le cose, vedete? Quindi questo è quello che... Allora, diciamo che oggi sono un po' deluso perché non mi ha chiamato nessuno, quindi speravo almeno di qualcuno che mi chiamasse per qualche domanda. Ciò detto, non è un problema perché io terminerò gli ultimi 5 minuti parlandovi ancora una volta di quelle che sono le caratteristiche che dovete attuare in questo caso nell'apertura di una SRL. Torniamo al discorso societario perché è un altro aspetto in cui io ci tengo tanto. Insomma, la decisione che c'è tra aprire un SRL e un'azienda individuale, l'avevamo già trattato una volta in una trasmissione, in una mia puntata. Tante volte le persone vengono da me e dicono: vorrei intraprendere un'attività imprenditoriale. Il mio dubbio è farla come persona fisica o come società. Innanzitutto qua bisogna fare delle analisi preliminari. L'analisi preliminare consente, devono essere fatte sul business che volete fare. Ok, volete fare un business online, volete fare un business, un'apertura di un ristorante, cambia. Perché se voi volete aprire un ristorante, sicuramente io non vi consiglierei mai di fare un'apertura di una ditta individuale, perché ci sono delle responsabilità, è meglio fare un SRL. Se invece svolgete una funzione di consulenti, magari strategici, marketing, digital marketing, allora sicuramente la partita IVA è più consona a quelle che sono le vostre aspettative. Poi bisogna parlare sempre di contributi INPS anche, perché quella è la mannaia e la zavorra che arriva sempre, cioè i contributi INPS, che sono ovviamente una spada di Damocle, perché bisogna pianificarli molto bene, gestione commercianti, tutto questo necessita di
di analisi preliminari, perché sennò si rischia di non andare a segno con la pianificazione fiscale. Quindi apertura del SRL, audit individuale, gestione INPS, importantissima, anche gestione fiscale, perché quando aprite la vita individuale c'è il regime agevolativo, forfettario, fate il forfettario oppure l'ordinario, dipende dai costi che avete. Se avete tanti costi, non fate il forfettario, non è così vantaggioso, ve lo posso assicurare. Il 99% di commercialisti non è così. Io non sono assolutamente favorevole al forfettario se ci sono determinate condizioni, per esempio il sostenimento di costi importanti, affitto, cespiti. Col forfettario non si possono scaricare. Quindi tutte queste cose vanno pianificate con molta attenzione e molta cura, ok? Quindi evitate il fai da te, evitate il fai da te. Io credo che siamo giunti quasi alla conclusione. Vi voglio fare allora un minuto di recap di quello che è stata la puntata di oggi, per poi eventualmente lasciarci e fare domande che mi verranno riproposte. Abbiamo parlato nella prima puntata dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, la differenza degli due enti pubblici che si comportano in modo diverso, hanno atti diversi fra di loro nel contestare i debiti. Uno, l'Agenzia delle Entrate, che li contesta con avvisi di addebito e con cartelle esattoriali. L'INPS che a volte li contesta con avvisi bonari, l'Agenzia delle Entrate, l'INPS con avvisi di addebito che a volte sono immediatamente esecutivi, quindi vi costringono a pagare e hanno le sanzioni più alte. Differenza di dilazione di pagamento, l'Agenzia delle Entrate ha una dilazione in un modo, l'INPS in un altro. Rottamazione quinques, entrerà anche l'INPS? Sembra di no. E questo è l'argomento successivo che abbiamo trattato, la rottamazione quinques, i requisiti preliminari, tempistiche, modi, ammontare di importi che si potrà dilazionare, 9 anni è il termine massimo per importi superiori ai 5.000 euro. Nella seconda parte, brevemente, abbiamo parlato della responsabilità in caso di sinistri, come agire in caso ci succeda un sinistro, sia autostradale, sia in incidente auto, pedoni, qualsiasi tipo di sinistro, e poi abbiamo parlato anche insieme un po' ancora di pianificazione fiscale, di quelli che sono i passaggi appunto dell'apertura della partita IVA. Grazie per avermi ascoltato, ringrazio Natalia che mi ha detto che devo chiudere e io come al solito puntualissimo chiudo. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio di Libertà e a tutti gli amici in studio. Buon giovedì e alla prossima settimana. Ciao ciao ciao. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.